La stagione degli asparagi di Oppo Veneto è partita con un nuovo packaging, una confezione da mezzo chilo snella, elegante e funzionale. È un astuccio nero con dentro i turioni, sia quelli messi in commercio con il brand Veneto che quelli di Badoere, prodotto tipico coltivato nel parco naturale del fiume Sile. Il nuovo packaging è stato progettato con un materiale che garantisce igiene, freschezza e servevolezza. Il fronte è trasparente, in questo modo chi acquista può rendersi conto della freschezza e qualità del prodotto. Sulle retro sono riportate indicazioni sul territorio di provenienza ed alcune ricette e consigli utili per l'utilizzo in cucina. Insomma, una confezione che parla al consumatore. Il nuovo scrigno con grafica accattivante e colori brillanti si aggiunge a un'altra confezione collaudata già la scorsa stagione, una confezione da chilo dove sono posti in ugual misura asparagi verdi e bianchi. Con questa soluzione si punta a conquistare nuovi mercati per entrambe le varietà. Vendere asparago verde dove in prevalenza si consumano i bianchi e viceversa. Gli asparagi veneti sono entrati in piena produzione, la raccolta sta procedendo su numeri e rese interessanti. Attorno ad essi si sta mobilitando il territorio con tante iniziative, come la mostra di Zero Branco. Oppo Veneto sarà presente con un'ampia offerta di prodotto. Per il direttore di Oppo Veneto, Francesco Arrigoni, si profila una stagione che promette bene per resa e soprattutto per qualità. Per il germoglio di primavera dunque un tempo favorevole, i consumi per il momento stanno rispondendo in modo positivo.